una ventina di bulgarioli, Sì? vestiti tutti con i vestiti di costumi. Quelli di sfilata erano una ventina, e qualcuno ha detto: ma chi siete, chi state attendendo? Il presidente. Mamma mia, presidente, ma Chissà di che stato, chissà di che stato. Esatto, a quel punto quelli della polizia di frontiera mi hanno detto: ma lei conosce quella gente là? Sono pieno come una nave cargo io. Oh, ma buono 5 euro! Canne? Promosso! Devastante! Boga buga, Boga, benedetto dal Signore. Allora va bene, buongiorno a tutti. Oggi siamo qui con Corrado Bettio, presidente emerito del Borgo Ruga. Buongiorno Corrado. Buongiorno Tommy. Innanzitutto vi ringrazio per questa vostra fantastica idea di capire cosa è successo dal 92, quando ho cominciato a occuparmi del Borgo Ruga, fino al 2023. Quindi un periodo abbastanza lungo che in tutti i modi sono stati anni molto interessanti. Beh, ma Corrado, partiamo con calma. Chi è Corrado? Corrado nasce nel... Allora, Corrado è nato nel 1944, quindi da qualche giorno ho compiuto 80 anni. Molto bene, tanti auguri Corrado. Poi te da bambino hai studiato, che è molto interessante, Allora, quando hanno bombardato Treviso mi piace ricordare sempre in memoria. Avevo esattamente 7 giorni e mia madre mi racconta che durante il bombardamento mi ha messo su un cassetto dell'armadio per proteggermi dai vari bombardamenti. Dopo è stato un periodo abbastanza... Premesso, io appartengo a una famiglia di 10 fratelli. E quindi... Ma scusami Corrado che ti interrompo, ma dove abitavi all'epoca? Allora, la mia famiglia viene da paese. Da paese. Sono arrivato a Ponzano nel 1968. Ok, quindi tornando indietro, tua madre ti mette nel cassetto per proteggerti. Mi ha messo mentre già verso il 1900, fine anni 50, fine 60, dove abitavo, c'erano 3 famiglie, 3 fratelli con tutte le famiglie. In totale eravamo 24 bambini. Ah, però. Quindi tu dopo, esatto, per 10 anni, vai. Mia mamma mi ha portato in collegio, seminario. Perché per studiare bisognava comunque... Esatto. Dai missioni consolata a Biardene. Ringrazio i sacrifici che hanno fatto i miei genitori, perché si pagava, non molto, ma si pagava per frequentare quella scuola, quel collegio. E nel 1954 ho detto: non è quello che io desidero. La tua strada? La mia strada, quindi sono tornato, ho detto, e quindi non ho più frequentato quel collegio. Però grazie al collegio tu hai studiato, quindi hai avuto l'opportunità il collegio era alle medie, dopo a quel punto sono arrivato a casa, ho detto a mia madre e mio padre: io voglio continuare a studiare. No, ricordate che avevo una staia, dov'è e una mussa e basta. E quindi se te vuoi a parte i schei quando a scuola, va a lavorare d'estate. A quel punto ho cominciato a fare d'estate sempre 3-4 mesi di lavoro per pagarmi le scuole. Mi sono diplomato perito tecnico meccanico nel 1900, quando avevo 20 anni. Ho cominciato a fare le varie richieste, fra i quali mi ricordo sempre che era quella di fare la ricerca di petrolio sulle piattaforme, che a quei tempi si cominciava a fare la ricerca di petrolio. Quindi
ho cercato di rimanere in quell'ambito e ho fatto i vari curriculum anch'io. Un'altra cosa che mi ricordo, ho lavorato 6-7 mesi da un artigiano che a quei tempi si cominciava a fare i bruciatori per le caldaie e dopo 8 mesi mi ha dato 30.000 lire, che erano tante. Rapportato a quello che era l'affitto dopo 6 mesi, erano pochissimi. Ma senti, ma dal petrolchimico alle scarpe come sei passato? Io non ero chimico, ero meccanico. Ah, ok. Però avevi lavorato a Marghera, no? Sì, nel 1966 dopo la ricerca per trovare un lavoro, mi ha assunto la direzione generale di Milano, mi ha assunto presso con sede a Marghera nella sezione ricerca non prodotto, ma tempi e metodi. E quindi ero dipendente da Milano, ma con sede a Marghera. A Marghera. In quel periodo ho girato un po' tutti gli stabilimenti Monte Edison per fare, diciamo, quello che erano l'efficienza, tempi, metodi, ristrutturazione per ogni singolo reparto. Una delle cose che mi ha fatto male, nel 1968, dopo avermi sposato, ho chiesto la licenza matrimoniale. Certo. 7 giorni, come era l'abitudine, e tutti la facevano. Al 4º giorno che ero sposato, mi trovavo in Francia, a Parigi. In viaggio di nozze. In viaggio di nozze, per trovare mia sorella più vecchia. E a quel punto mi è arrivato un telegramma, ma non ho capito come mai sono arrivati a capire dove ero. Dov'eri? Infatti. Però mi è arrivato questo telegramma e ho dovuto ritornare immediatamente, interrompere e tornare a lavorare. Sono tornato per Milano e da Milano mi hanno mandato in Sicilia. Però? Beh, e lì ti muovevi in aereo comunque? No. No? Allora siamo andati a Parigi con la 500, che la tengo ancora. Ah sì? Ce l'ho ancora, anzi ce l'ha mio nipote, e per arrivarci sono passato per la Svizzera e per ritornare, mi ricordo benissimo, ci ho messo 2 giorni. E appena arrivato alla frontiera Francia-Italia, quelli della finanza mi hanno detto si fermi. Io mi sono fermato. A quel punto mi hanno chiesto ma si venga con noi. Vabbè, cosa ha da dichiarare? Nulla. Niente. Venga con noi. Allora tutti e 2 io e mia moglie siamo stati convocati alla dogana di Montebianco, che non era da tanto ma c'era il traforo? Era già fatto? Era già il traforo era già fatto, Montebianco, ma non erano molti. Adesso non mi ricordo con certezza quando era in funzione. Comunque mi hanno detto ci spogli, e poi mi hanno fatto addirittura una domanda. Sì, a me che mia foglia. Mi dica sinceramente, lei sta portando droga? No, a quei tempi la droga non c'era. Non c'era la droga a quei tempi? No. Ma erano gli anni 70, presidente. Esatto, erano gli anni 68. Lei gli anni della cocaina, forse. Gli anni... No, non c'era niente ancora. Mi ha detto soltanto, lei sta facendo trasporto di fotografie pornografiche. No. Addirittura. Guardi, sono qui spoglio, i vestiti sono in macchina, oppure sono in valigia. Puoi vedere, sono andati a prendere, sono andati in macchina, ma non hanno trovato niente. Ecco, questa è un'avventura che mi ricorderò per sempre. Però incredibile. E purtroppo quindi indagato per trasporto di materiale pornografico. No. No, beh, fortunatamente senza... hanno fatto controllo. Ho fatto un controllo. Per 8 anni sono stato a Marghera, con sede a Marghera, però con destinazione un po' tutta la Monte Edison, che era in tutta Italia, che a quei tempi era la più grossa azienda che c'era in Italia. Quindi si partiva dal cracking fino alla distribuzione, e mi hanno mandato un po' tutta Italia: Genova, Priolo, Mantova, Ferrara
No, e da lì alle scarpe invece cosa è successo? Ma dopo 5 anni che ero sposato, mia moglie aveva cominciato nel 1968, 69 anzi, perché si era stancato a non fare niente. Lei proveniva dal settore calzaturiero, esattamente dalla tecnica, e ha voluto cominciare a fare le tomaie. E io nel frattempo ero a Marghera, partivo alle 6 di mattina e tornavo alle 6 di sera. Dopodiché con tutte le problematiche di questo, mia moglie guadagnava più di me e ho detto allora mi metto anch'io. Mi ero formato a livello di organizzazione, tempi e metodi, quindi con le Sì, un po' di esperienza ce l'avevi, ecco. io l'avevo e a quel punto ho deciso di licenziarmi da Monteso, tanto più che dentro c'erano certi odori e certi prodotti che non li sopportavo, non riuscivo a risperare. Quindi ho cominciato così un'avventura con mia Che è moglie. andata molto bene. Diciamo che sono stati anni dove si lavorava, ma si lavorava e si guadagnava, e non poco, abbastanza bene. Dopo 2 anni che mi ero licenziato, collaboravo con mia moglie, ho cominciato a fare i primi 600 metri quadri di capannone in un terreno che era vergine, non c'era Ponzano, apparteneva a Palermo, ma era tutta campagna, che erano i terreni dei Serena, dove abitavano, dove attualmente c'è la sede del comune. Ok, quindi diciamo lì, ma in realtà credo che forse è stato uno dei primi capannoni artigianali. Se parliamo degli anni 68, 70, 74, il grosso Paderno di Ponzano, la più grossa attività era i Benetton. Chiaro. E quindi i Benetton non facevano altro che utilizzare, e cominciavano a quei tempi a fare laboratori e trasferire tutta la lavorazione, anziché in azienda, presso piccole attività che erano quelle di occupare la manodopera, che altrimenti non avrebbero occupato in fabbrica. Va bene, tu hai comunque fondato la tua azienda calzaturiera, sì, e sei arrivato ad avere quanti dipendenti? Allora, il primo capannone l'ho fatto nel 1972, il secondo ampliamento ho fatto il raddoppio nel 76, nel 1980 mi sono fatto la casa, nel 1980, 79 e 80, mentre facevo la casa, ho fatto la fabbrica di 2500 metri quadri con una struttura tutta a quei tempi molto moderna, e sono arrivato fino al 1983 ad avere 120-130 dipendenti. Caspita. Erano i tempi dove si utilizzava, come negli anni 80, 70-80 c'è stata della delocalizzazione, quindi l'utilizzo a quei tempi c'era solo la manodopera, non c'erano attività commerciali, c'era l'osteria, c'era il ristorante, alcuni si cominciava, ma non c'erano le altre attività in proprio. L'edilizia e i laboratori facevano vestiti, facevano scarpe, facevano tante cose. Sì, diciamo che le scarpe comunque, che come hub produttivo c'hanno Montebelluna da sempre, diciamo, Esatto. Tu sei riuscito a portarle qui dove Diciamo c'erano sia i Benetton che l'altro reparto produttivo era l'agricoltura di fatto, perché esatto, c'era edilizia, agricoltura e settore manifatturiero. Per quanto riguarda, mi ricordo perfettamente che in quegli anni, che sono durati fino al 1980, anni meravigliosi, che Montebelluna c'era il settore scarpe, scarponi da sci, che era leader tecnica, per cui lavoravo, era la zona dove c'era il maggior reddito pro capite di tutta Italia. Sì. Vabbè, ma comunque ancora adesso è una dei leader. Diciamo è tutto un altro mondo rispetto a quel mondo. Certo. Quel mondo era un mondo proprio dove la gente, se voleva lavorare, aveva molte possibilità. I giovani, un po' tutti, avevano la possibilità di trovare impiego.
Poi da lì, diciamo che come hobby, cioè come sei entrato, come ti hanno incastrato a fare, comunque fondare, gestire il Borgo Ruga? La domanda che mi hanno chiesto di cominciare a interessarmi del Comitato Borgo a Palermo, ce n'è passato di tempo. Io ho lasciato l'azienda nel 1983, 11 novembre 1983, e e per 10 anni ho girato il mondo. E lì eri dipendente? No. Eri da solo, diciamo, oggi si dice consulente. Consulente. Non ero agente, ma ero consulente, perché diverse aziende che si sviluppavano in quel periodo mi chiedevano se potevo collaborare con loro in zona Montebelluna, sia come settore commerciale, sia anche dal punto di vista organizzativo. Mm-hmm. Quindi lì anche tanti viaggi in Cina, se non sbaglio, no? No? Dopo li hai fatti? La Cina è entrata a essere un paese nel 98-2000. Ok. Prima non si parlava di Cina. Prima dove? Prima di questa data del 98. Dov'è che andavi? Cina non c'era. No, ma chiaro, ma quali erano i paesi che frequentavi di più? Diciamo in quei momenti il lavoro che era molto interessante innanzitutto era l'Europa. Dopo, come secondo mercato che avevo cercato di sviluppare erano gli Stati Uniti, terzo mercato era il Canada. Il Canada. Esatto, per cui ho fatto quei 10 anni, mi sono serviti per sistemare la mia posizione e tutte le cose pendenti dalla chiusura dell'azienda, fino al momento che poi, dopo 12 anni di correre nel mondo, di prendere aerei, di distruggere macchine, mi sono un po' sistemato, ho sistemato la mia famiglia, ho sistemato i miei figli, cominciavano a diventare grandi e ecco. Poi non ho fatto niente di straordinario, ho fatto un lavoro. Beh, certo. Che mi dava profitto, tanto per fare un piccolo esempio, uno dei tanti. Ho avuto la fortuna di conoscere quello che è in Canada, diciamo, tutti i capi indiani che c'erano sui laghi del Canada. Quindi tu hai conosciuto un capo indiano, ma dei nativi americani? Tre capi? Tre capi indiani veri. Indiani, nativi. Indiani. Che vivevano nelle riserve loro? Vivevano nelle loro riserve, nei territori loro assegnati dal governo canadese. E quindi sei stato lì, li hai conosciuti, sei stato nella riserva, sei andato a trovarli? Sono stato 3 volte. E come ti è sembrato? Era un altro mondo, rispetto a quel mondo italiano, anche loro avevano il loro mondo. Ma loro in quel periodo vivevano di sussidi statali o lavoravano? Allora, o di turismo? Le persone vivevano di sussidi del governo canadese, ma avevano anche aziende vicino a Montreal. L'azienda che io ho frequentato per diversi anni, lavoravano anche presso le aziende canadesi. Questi capi indiani cosa ti hanno detto? Non li ho frequentati per lungo tempo, ogni qualvolta che andavo a Montreal, e che era, diciamo, la zona non era Toronto ma era Montreal, dove c'era molto manodopera e la produzione di calzature, la vendita di calzature, il commercio di calzature, mi invitavano, venivano a prendere e mi portavano nella città vicino a Loretteville. Ecco. Ok. E quindi ero loro ospite per un giorno, 2 giorni. E dormivi lì da loro? Dormivo non in tenda. Ok. Vivevo negli alberghi che in quella zona esistevano per il turismo. Ah, ok. Va bene, quindi dopo smetti di viaggiare e dici, va bene, mi coltivo anche l'aspetto, diciamo, sociale del comune, no? E quindi mi incastrano su questa cosa qui, no? Non sono stato incastrato. Non sei stato incastrato, l'hai fatto con coscienza. È stato una mia volontà e anche un piacere, perché dopo 10 anni che giravo il mondo avevo bisogno di trovare tranquillità. La mia storia a quei tempi aveva creato verso la mia persona certe situazioni e
e la gente non mi considerava più tanto quanto imprenditore, perché non era stata una chiusura facile, è stata una chiusura difficile per me, ma non solo dell'azienda. per me, Ok. ma anche per le 110-120 famiglie. Sì, di tutti i tuoi dipendenti, chiaramente. 110-120 famiglie e quindi ero additato, potete bene immaginare come ero additato, non ero quello che era nel 1983. Quindi ho vissuto questi 10 anni con difficoltà, Mhm. però le ho superate. Certo. No, mi dico, e poi come sei stato portato dentro Ma al quella è comitato stata, Borgo no, Ruga? è stata un'occasione. Allora, mio figlio più grande, Massimo, aveva dunque 19 anni e partecipava al Palio e tutti cominciavano, c'è il Palio, ne voglio il Palio. Cos'è? Io nel 90, 91, 92 non mi interessava, ero impegnato in altre cose e pensavo a altre cose. Spettatore. Come? Spettatore. No, 90, 91, 92 Nemmeno. non ho proprio partecipato neanche come spettatore, proprio. Era qualcosa che non mi toccava, non mi riguardava. Nel 93 mi ricordo benissimo una cosa, che a quei tempi avevo una cinepresa, un Super 8, a quei tempi era il top, era qualcosa il top. E quindi è suggerita dal mio avvocato che me l'ha proposta e io l'ho comprata perché lui aveva preso un'altra e io me la sono comprata. E sono andato nel 93 a vedere il Palio. Partecipava mio figlio e poi c'erano tutti quei giovani che erano l'età più o meno di mio figlio. Tanto per voi conoscete perfettamente Martini, Sano Martini era uno di quelli che partecipavano al Palio e me lo ricordo perfettamente. Tornando verso le 5:30, 6, 6:30. E quindi tu riprendevi nel Palio del, cos'era, 93, 94, 94, 93, tu riprendevi con questa... Non riprendevo niente. Ah, ma non avevi la telecamera, hai detto? Sì, ho fatto una piccola ripresa ok. con la telecamera. No, vabbè, ovvio, per i cazzi tuoi riprendevi. Come libero cittadino. Esatto, no, ci sta. Tornando a casa verso le 6, arrivo all'altezza di Via Ruga e sull'angolo mi ricordo perfettamente che c'era un giovane che mi ha fermato. Conoscevo di vista perché passavo per la strada, ma non avevo nessun rapporto. Conoscevo più o meno suo padre, ma che lavorava presso, adesso come si chiama, dove c'è il Conad attualmente, che loro facevano Linea Gialla, cosa c'era là? i coni di gelato. E poi conoscevo quello che erano l'ambiente del Benetton. Beh, e questo ragazzo chi era? Era un ragazzo che aveva più o meno 15-20 anni meno di me. Mi fanno una domanda: mi scusi, ma lei non potrebbe darci una mano per quanto riguarda il Palio che avevamo bisogno? Ho detto, ma guardi, proprio io non sono interessato. Non sono proprio minimamente interessato, ho altre cose da pensare, ho altre vite e credo che il mio lavoro mi porta sempre fuori, quindi sono poco in casa. Disponibile. A Palermo di Ponzano sono molto molto poco. Vabbè, però a un certo punto gli ho dato una risposta, ci siamo lasciati e gli ho dato, ci penserò. Per il primo periodo poi non ho proprio dimenticato completamente, però a un certo punto era un momento in Ma chi era sto ragazzo? È un mistero? Dico, ok, dai, va, ok. A un certo punto sinceramente avevo un periodo dove a un certo punto ero stanco di girare destra e manca per lavoro e ero a casa tranquillo. Vivevo un po' tranquillo qui a Ponzano, andavo a prendere il caffè il mattino, guardavo il giornale e pensando ho detto ma scusa, ma perché non posso dargli una mano che ho poco da fare adesso in questo momento? Mi sono fermato e questo ragazzo si chiamava Wilmer Mareschi. In quei periodi di tempo a Paderno di Ponzano c'erano molte attività che venivano svolte un po' da le varie associazioni
perché cominciavano le varie associazioni. Non c'erano associazioni prima, se non quelle degli alpini, dei soldati che provenivano da storie di guerra o cose del genere, ma non c'erano associazioni né culturali né nessun tipo. E mi dice, poi io vado a sentire, ho detto, ma chi è il responsabile di questo palio? Come lo gestite? Ho cominciato a fargli delle domande e dalle risposte che ricevevo viene fuori che uno è stato un'idea di Walter Lucchetta. Da un'idea di Walter Lucchetta. Quindi già il Wilmer mi fa incontrare Walter Lucchetta e cominciamo a parlare di questo e l'altro s'altro. Walter Lucchetta era in quei tempi, assieme ai suoi coetanei, avevano grandi idee per fare associazioni, per mettersi un po' in politica, per contare qualcosa in... Ok, quindi Wilmer Mareschi ti chiede di interessarti. Esatto. E di lì diventi di botta presidente. No, perché c'era... Mamma mia, no, non era il mio obiettivo diventare il presidente di niente e di nessuno. Durante i 10 anni ero come uccel di bosco e giravo sempre solo e i rapporti erano tutta un'altra cosa. Ho cominciato a interessarmi. Ok, hai cominciato a interessarti. Parlavo con mio figlio, parlavo con mia figlia, ma cos'è il palio, cos'è? E ho cominciato a fare una cosa, mi ricordo sempre. Facciamo un simbolo. Ok. Borgoruga, ma perché Borgoruga? Perché parlando con Lucchetta mi ha detto Borgoruga, abbiamo trovato in Borgoruga un affresco, perché mi ha spiegato chi è Ruga. Cioè il notaio De Ruga. Notaio De Ruga. Salutiamo il notaio. La storia. Viene fuori che a un certo punto viene fuori che c'è un affresco con un lupo. Un lupo. Ma mi dice, dove l'affresco? Dov'era? Su una casa, una delle case sul palazzetto, il famoso. Nel palazzetto. Nel palazzetto c'era dove abitavano, mi sembra 10, 8, 9, 10 famiglie. Ma il palazzetto era del notaio o no? No, è proprietà vecchia. Al tempo della Repubblica Veneta era il notaio che operava per conto dei signori che vivevano al di fuori di Venezia, per quanto riguarda le proprietà che avevano, faceva il notaio per questi signori. Ok. E il notaio viveva nel palazzetto, lavorava nel palazzetto? Quando? Certo, ai tempi della Repubblica di Venezia. 1600, certo. Ok, durante la Serenissima il notaio viverà. Esatto. Si fa affrescare la casa e ci mette... Non so cosa abbia fatto, chi era prima, cosa del genere. Vabbè, sappiamo solo una cosa. Che c'è un affresco. Che abbiamo trovato un affresco col lupo. Un lupo. Esatto. Un lupo che non si sa bene se è un lupo. Era un cane, era un lupo. Un cane, un lupo. Balto. Non è né cane né lupo, sa solo ciò che non è. Mi hanno riferito che era un lupo. Un lupo. Ecco, bene, la Madonna da dove salta poi? Era di fianco. Un'altra storia. Un'altra storia che è diventata subito dopo. Quindi in quel periodo che il mio figlio Massimo partecipava, lavorava anche presso il settore calzaturiero zona Montebelluna, in particolare dalla Dolomite, e operava per quanto riguarda disegni, progetti, faceva parte di questo. E gli ho chiesto, ma perché non riusciamo a fare un marchio? E abbiamo cominciato a fare il marchio, attualmente ancora come lo vediamo, del lupo. Del lupo. Quello era quello ma che si conosceva. Perdonami, Corrado. Per continuare. Ma prima vuoi dirmi che prima non c'era un simbolo, ma nessuna contrada aveva un simbolo? No. Nessuna. Nessuno. Ok, quindi tu dici da sempre ogni nazione, ogni movimento c'ha un simbolo, dobbiamo farlo anche noi. Esatto. Ok. Prima di fare queste cose, diciamo, le contrade avevano i pantaloni e il giubbino. Vabbè, il colore semplice. forse. Erano i colori che distinguevano le 4 contrade. Però tu dici bisogna identificarci, sicché esatto. Io ho mettiamo un simbolo. A fare un qualcosa per identificare meglio cos'era la contrada, unendo 2 cose importanti. Il lupo che mi avevano raccontato, che c'era,
io l'ho visto, ma Di sfuggita? di C'è? sfuggita, c'è, non c'è, boh, non lo Magari è una macchia di muffa Ma sul no, muro, forse ecco. sì, forse Eh. no. Ma quello che mi interessava, Ma Pier Duilio ha fatto aveva indagato? No, Pier Duilio, diciamo, in quei tempo era appena arrivato da Da Milano. Milano. Esatto, e quindi più di tanto era Non così. era informato. Non mi ha dato lui direttamente questa informazione, Ok. l'informazione me l'ha dato qualcun altro. Io il Borgo lo conoscevo quando era giovinotto, 18-19 anni, che andavo a Morose intanto, Ok. per permettere. Ma andavi Però, con Pier Duilio Amorose? no, Ah, no, ok. no. I miei amici erano quelli che frequentavo a scuola assieme a quei tempi, Ok. all'ITIS di Treviso, Lancenigo. Per cui, così parlando, il lupo c'è, la Madonna l'abbiamo, Borgolù, abbiamo la chiesetta più bella che c'è, l'oratorio più bello del comune, Vero, e abbiamo vero. cominciato a Quindi la a chiesetta stilizzare chiesetta di e Villa lupo Serena. di Villa Serena, che ancora, diciamo, è diventato il simbolo di una ricerca di disegno, di cose del genere, e abbiamo fatto il marchio che è stato fondato il Borgoluga. Perché il marchio? Che l'ha disegnato tuo figlio? Sì, Da un'idea. l'ha fatto, il disegno l'ha fatto perché era indormito e faceva ricerca, designer, cose del genere, e me l'ha fatto lui, Tuo figlio Massimo. mio figlio Massimo, Tuo che figlio partecipava Massimo. al Palio. Certo, tuo figlio Massimo quindi pensa e disegna insieme a te il simbolo, che Esatto, tuttora perché rimane. a quel tempo, nel 95-96, siamo 95-96, le contrade erano contraddistinte solo da colori e nessuno aveva il marchio. Aveva pensato. Tu, imprenditore, dici, cazzo, ci vuole un brand, bisogna essere riconosciuto. Non è un brand, diciamo, bisogna riconoscerlo. Che valorizzi, diciamo, che sono il valore, dare valore al Borgoluga. Le altre contrade, visto quello che avevo fatto come primo progettino, ti copiano ovviamente. In direzione Ente Palio è stato deciso che tutte le contrade devono essere indicate da un simbolo. Quello che attualmente il Palio e le contrade indossano. Ma le altre contrade il simbolo lo inventano? Come? Le altre contrade il simbolo lo inventano? Sai la storia degli altri simboli o no? Diciamo che sono state parzialmente, non è una realtà come lo possiamo riscontrare noi, gli altri simboli. Noi abbiamo il simbolo che rappresenta qualcosa di vero. Infatti. Le altre non hanno, erano qualcosa che Ente Palio con Pier Duilio hanno inventato. Hanno inventato e hanno assegnato alle varie contrade. In quel periodo, inoltre, oltre a fare il simbolo, si sono definite le regole base che attualmente poi modificate. Regolamenti, genere, e la suddivisione del territorio a chi apparteneva, dove cominciava e dove finiva. Ok, quindi spartizione del comune. Dei terreni, ecco. Ma è come è stata fatta, tipo rincorsa all'oro nella California, che arrivava prima, metteva una bandierina, si prendeva le lottizzazioni. È stata fatta con tanti litigi, con tante discussioni, questo è mio, questo è tuo, perché in base ai giocatori che c'erano presenti. In base a tante componenti, ma finché a un certo punto è stato definito e accettato tutte le contrade. Ok, quindi anni 90, Borgoruga che tiene costantemente il quarto posto, sia l'ultimo, e poi subentra la tua gestione. Voglio capire, in 20 anni, come hai fatto a portare una squadra di cadaveri a vincere il Palio? Allora, io quello che ho preso lavorando con la genere, l'identificazione di qualcosa deve essere sempre una motivazione di fondo. Sono entrato nel 94-95, la mia prima, non è che frequentassi molto, perché non l'ho mai frequentato a fondo il borgo. Sì, sapevo che esisteva, ma e anche fuori del borgo di Via Ruga c'erano pochi giovani, quindi le costruzioni e l'edilizia sono arrivate negli anni 80-90, quindi
dove si pescava, a quelli che avevano la mia età, ma non è che c'erano molti giovani sui 25, 30, 35 anni, mentre il centro aveva già cominciato a sviluppare già le costruzioni non c'erano, ma era molto più grosso rispetto al borgo. Certo, anche perché era la parte, diciamo, esatto, più centrale del comune, quindi aveva più costruzioni. Quindi aveva molte più famiglie, molte più giovani e cose del genere. Baruchella ha sempre avuto poche famiglie. Però sono stati anni che aveva giocatori molto forti. Esatto, la Baruchella all'epoca la Baruchella aveva erano più la Baruchella e San Antonio erano dei borghi dove c'era più coesione, più attaccamento alla famiglia, più Palermo invece i residenti di Borgoruga erano più verso la città Treviso, quindi erano un pochino più sì, non c'era i collegamenti, esatto, l'omogeneità c'era che c'era divisione fra le grosse famiglie, vecchie famiglie del borgo e il borgo. Finito, non c'era più niente. Non c'era niente, diciamo, dopo. Beh, nel borgo, va bene, adesso ci sono le poche famiglie che ci sono, ma chiaramente non c'erano. Quelle le abitazioni erano in via Risorgimento, c'erano 10 abitazioni, 5 a destra, 5 a sinistra, 6 avanti, e lì... E li finiva anche perché via 25 aprile l'hanno edificata negli anni 90, come stavi dicendo, esatto, no? Dopodiché tutte le edilizie, le costruzioni e cose del genere, gli spazi da costruzione edilizia e cose del genere si è sviluppata a fine degli anni, all'inizio degli anni 90, quindi abbiamo dovuto prendere quello che c'era. Certo, quindi tu dici la forza di quello che hai fatto te è stata ovviamente creare un'identità che mancava probabilmente, perché tu dici la forza che avevano Contrade molto più chiaramente il centro era molto forte perché aveva molta disponibilità di giocatori. Esatto. Baruchella e Sant'Antonio, che invece erano comunque con poca gente, avevano un'identità talmente forte che portava a creare delle squadre competitive. Ecco. Esattamente, Tommaso. Quindi tu dici io parto da quello. Quindi abbiamo vissuto quel periodo che posso dire 94 fino al 98-99 difficili e quindi si arrivava la settimana prima del Palio a fare la squadra. Però diciamo che già da lì avevi iniziato a costruire quella che era l'identità, no? Esatto. Dici non c'hai giocatori ma almeno punto sul... Esatto, esattamente quello che stai dicendo. Penso che il fatto di aver creato un'identità con il lupo e avete creato anche degli stimoli di aggregazione, mi sono rivolto alle famiglie, le vecchie famiglie del borgo, e a quel punto abbiamo trovato, quando quello era la disponibilità era quella, e abbiamo cominciato a pensare a altre cose, nel senso che come ci organizziamo, chi sono i soci, quali sono le storie del borgo oppure dei residenti, cose del genere, e ho cominciato a valorizzare quello che erano, a riprendere tutte quelle che erano le attività che venivano svolte, come la sagra del Borgo Rua, come il musso, come dopo cosa mangiamo di nuovo per creare delle attività, cose del genere, per coinvolgere un po' tutte le famiglie che erano un po', diciamo, il simbolo di quello che era il territorio, la contrada. Abbiamo cominciato a creare una piccola associazione di volontari, che però nel tempo dobbiamo ricordarci sempre che le organizzazioni e le associazioni ce n'erano poche. Quindi chi voleva fare un'associazione, c'erano nuove norme per quanto riguarda partita IVA e tutto quello che ne deriva. Quindi diciamo prima l'associazione che crea l'identità e dopo dall'identità la squadra. Esatto. Da lì arriviamo al 2005, prima vittoria, giusto? Esattamente. No, 2000 seconda. Seconda vittoria. La seconda. Prima vittoria nel
2004. Esatto. Va bene, il 2004 interessante, ma nel 2005 ancora di più, perché tu non sei qui, giusto? Allora, nel 2000, allora io continuavo ancora A lavorare, tutto giustamente. il mio lavoro e la mia professione che volevo, e tutto questo ha creato, diciamo, arriviamo al 2004 e c'era già una forma di associazione abbastanza che aveva valore. Presidente era Gino Massolin. Nel 2004? Sì. Ah, ok. Perché Gino Massolin era già diventato nel 90, Ma lascia le campane. 97-98 presidente? Perché bisognava organizzare i responsabili, faceva Certo, domande nei confronti del comune, nei confronti di altre cose, e dovevamo fare un'associazione che funzionasse. Quindi partita IVA, presidente, vicepresidente. Vabbè, tutte le parti burocratiche. Burocratiche, permessi che bisognava Certo, chiudere. richiedere. Non erano quelli da adesso, ma comunque anche a quei tempi venivano fatti. Quindi nel 2004 prima vittoria, grande entusiasmo. Ecco, No. derivata da questa Certo. da questa nuovo associazione assetto, ecco. col coagulo, diciamo, di tutte le famiglie e molto più. Ma c'è una cosa importante: i partecipanti sono nuovi, non sono più i vecchi. Ok, cambio generazionale nel 2004. Mio figlio aveva già 26-27 anni, cominciava a essere mia figlia che c'era. E c'è la tua figlia. E quindi un cambio di c'è Luca generazione. Mattighello. Esatto. No? Mattighello è arrivato dopo. Paolo Martini c'era già? Martini ancora c'erano. Di questi Paolo Martini era molto giovane. Mattiazzo, c'erano quella gente lì che cominciavano a avere, cioè si trovava più giovani disponibili a partecipare. Ok. E il depaglio era diventato molto importante. Ok, quindi c'è già una eco più grande, quindi Esatto. c'è una risposta maggiore. 2004 prima vittoria, 2005 seconda vittoria consecutiva. 2006, tu dove sei? No, ma tu dove sei nel 2005? Allora, dobbiamo ricordarci una cosa, che il settore dove lavoravi ha fatto delle trasformazioni enormi. Certo. Degli anni, fine anni 90. Prima c'è stata la delocalizzazione di tutte tantissime aziende della zona montevidonese, hanno lasciato Montevillone e sono andate nei paesi dell'est, Polonia, Est Europa, sì. Romania, dove la manodopera è chiaramente più bassa. Esatto. Finita questa delocalizzazione di aziende, il mercato che si era aperto nel 2001-2002 era la Cina. E quindi ho cominciato a frequentare la Cina. Farista. E io Cina 4-5 volte all'anno facevo i 15 giorni il mese in Cina. Nel 2005 capita quindi che a settembre sono andato, mi hanno obbligato. Ti hanno obbligato, ok. Pensiamo che è settembre si finisce le ferie, quindi prima a fine agosto ero tranquillo, non ero mai andato a settembre perché ho sempre partecipato ai pagli, certo, ero responsabile. E in quell'anno invece ho dovuto prendere a metà settembre e andare in Cina. Quindi ti mandano in Cina, il Palio. Per lavoro. Sì, abbiamo un fuso orario di 6 ore. Quante ore avevi? Come? Quanto c'era di fuso orario? Sempre 11 ore. 11 ore, quindi tu segui il Palio. Esatto. Diciamo però con 11 ore di differenza, che parte alle 15, quindi 11 ore sono già le 2 di notte in Cina del giorno dopo. E quindi alla fine ti arriva una bolletta di... No, alla fine... cioè dopo una giornata ti costa quanto? Coscientemente diciamo che quella partecipazione di cui sono stato entusiasta a capire vittoria, mi è costata una bella somma a quei tempi di 300.000 lire. 100.000 lire? Certo. Ma c'erano già gli euro. C'erano già gli euro.
Vabbè, quindi 200 euro, quanto era? 200 euro. 200 euro. Però, di una giornata, 300, neanche... Dai 200 ai 300 euro. Ah, 300 euro. Dai però. 200 ai 300 euro più o meno mi è costata quella serata da essere il collegamento costante con Lucchetta, con Iseo, con Wilmer. Però comunque una gran vittoria che... Comunque, quell'anno era la seconda vittoria consecutiva. Esatto. Quindi ha un passo da portare a casa il Palio. A poco per dire facciamo la terza vittoria, portiamo a casa e chiudiamo tutta questa... E chiudiamo la faccenda. Tutto quello che è stato gli anni precedenti, quarto quinto, terzo quarto, quarto terzo, terzo quarto. Ma quinto, che eravamo in 4 perché eravamo proprio scarsissimi, proprio andavamo oltre la classifica. Ti ho detto prima, si faceva ma certo. Si faceva la squadra il giorno prima. Va bene, quindi comunque vinciamo 2 volte di fila. Esatto. Dici, ne manca una per portare a casa un Palio, quindi esatto. Portiamo a casa lo standard perché ne servono 3 di fila, ricordiamo. E invece da lì il centro infila 3 vittorie di fila e ci sfila il Palio delle Acque. Esatto. Delle Acque. Esatto. Che tanto avevamo desiderato. Il Palio delle Acque è il Palio che è durato più lungo di tutti. 5 anni. Esatto. Il massimo che poteva durare. Che è stato in questi 33 anni di Palio. Diciamo che i 5 anni è stato proprio lunghissimo. E l'anno dopo purtroppo l'avevamo perso. Sì. Vabbè. Succede. Però dopo quella sconfitta, da lì cosa abbiamo capito? Cosa abbiamo capito io e i vari, diciamo, gente, soci del Palio, che dobbiamo spingere, rinnovare e puntare sui giovani, ma non solo per quanto riguarda gli atleti, anche per quanto riguarda il capo, il responsabile della contrada. Ecco che quindi tutto su un botto Iseo Geromin si dice disponibile. Ok, prima chi c'era invece? La Rossi. La Bianca. La Bianca Rossi. La Bianca. Che è andata avanti per 5-6 anni e il lavoro l'ha fatto anche lei, però non c'era disponibilità. No, infatti la Bianca chiaramente non c'erano un fenomeno, ci ha fatto una carriera allenando, se la base era quella, poretta, poteva fare fin là. Iseo invece entra, cambio generazionale di nuovo dei giocatori e siamo arrivati a prende su questi ragazzini di 16 anni e fra i quali c'era anche Luca Matighello. Ma Luca c'era ancora prima. Aveva cominciato anche. Si aveva fatto già la vittoria del 2005. Aveva già fatto 2 vittorie. Perché? Ma allora aveva fatto quella del 2004. Certo. Ah, ok. Lui ha cominciato nel 2004. Ok, quindi inizia con una vittoria, così, debotta. Esatto. Quindi da là dopo vinciamo il Palio, cioè quella famosa. No, dopo da lì. Cosa ne vinciamo? 1, 2? Ne abbiamo vinto 2, 1 perso e poi li portiamo a casa. No, che c'è quello secco. Vabbè, non mi... C'è il secco del ventennale. Quindi praticamente c'è 2005 seconda vittoria, 6, 7, 8 vince il centro. Il centro, esatto. No, sono 3, 6, 7, 8... 2008 è secco, quindi 2008 vinciamo. Sì. Perché non c'è scritto niente. 2008 vinciamo il Palio secco e quindi portiamo a casa il Palio. Palio definitivo. Ah, quindi perdiamo. Ah, perché c'è quello del centennale. C'è il ventennale e... Esatto. Ah, ok. Vabbè, quindi noi perdiamo. Ma scusa, ma non c'era il centro? Non vince 3 anni di fila per portarsi via quello delle... No. Ah, ne aveva già vinta una. Va bene, mi fido, non ho capito niente. Comunque sì. Ormai vi sarò più preciso. No, ma di sicuro non sono preciso io. E quindi va bene, vinciamo e da lì la tua... a vincere. A vincere. Da lì la tua famosa frase. Quale? 20 anni di sofferenza. Ah, vabbè, ma no. Prima i 20 anni. Ma no, è là... Vabbè, ma no, va bene, certo. facciamo i 20 anni perché è stato veramente
un'agonia vincere, Esatto. portare a casa lo Oltretutto stendardo. Per cercare, perché aveva acquisito valore, cioè Interpaglio aveva acquisito valore, era una... E in più c'erano anche in più scaramucce, giovani, c'erano prese in giro, ma è sempre stato noi vittime, esatto, noi eravamo sempre terzi i più quarti, sfigati. i più sfigati. Ne sono arrivati tutti i colori. Il primo Palio che abbiamo vinto, la vittoria, cosa è venuto fuori? Che il mio Ma poi c'era anche quello che avevano messo nelle cassette, i binocoli. Certo. No, raccontalo un attimo, Corrado. Mi devo dilungare su No, questo. cosa avevano fatto? Avevano messo in tutte le cassette del Borgo Ruga. Allora, avevo messo un bel binocolo. Un'immagine del binocolo. Per dirci, per comunicarci. Voi non... Neanche con questo riuscite... riuscirete a vedere il Palio. L'altro invece che è successo è che mio nipote, il figlio di Massimo più grande, mi ha lanciato un'idea. No, ma perché non scriviamo su un bel in bocca al lupo? E l'abbiamo messo, quindi abbiamo fatto un bel sessione in bocca al lupo e l'abbiamo messo col cavallo, perché vinceva sempre il centro, 3 consecutive. Ha vinto tanti anni, quanti avrà vinto? 100 ed era bellissima cosa. Il giorno dopo non c'è più. Che era attaccato a casa di Povegliano. Esatto. E poi trafugato. Non si è saputo chi è. Chissà chi l'ha preso. Vabbè. Succede. No, ma è bello anche quello, no? Bellissimo. Senti, Corrado, ma ricordo è più bello legato al Palio che c'hai? Ma diciamo legato o di conseguenza al Palio? Beh, come... Ma diciamo che mi rimane sempre impressa una cosa, che quando quell'anno che ero in Cina, sì? Quando sono arrivato all'aeroporto di Venezia, mi sono trovato una ventina di bulgarioli, sì? Vestiti tutti con i vestiti, i costumi che erano state fatte. Per me quella è stata una delle cose... col costume del... Sì, no? Ma quelli della sfilata, dici? Quelli di sfilata erano una ventina, e qualcuno ha detto: ma chi siete? Chi state attendendo? Il presidente. Mamma mia, presidente. Chissà di che stato, chissà di che stato. Esatto, a quel punto quelli della polizia di frontiera mi hanno detto: ma lei conosce quella gente là? E io sono andato fuori e ho visto, mamma mia. Quindi di ricordi. Ma questo è bellissimo comunque, dai, cioè praticamente tutti che ti aspettano. Nessuna foto. Non ho mai visto una foto di quel momento. Vabbè, dai, mi sono però trovato veramente così, sapendo che è stato vinto il Palio e vedendo tutti i soci del Borgo Ruga, mi ha commosso molto. Vabbè, ci credo. Comunque tu sei dall'altra parte del mondo, da solo, sai che dall'altra parte invece stanno... tutto solo e mi vedo questi soci del Borgo vestiti con i costumi, insomma, ecco, quelli si fanno normalmente alla sfilata, che anche oggi si fanno. Quelli? E per la costruzione avevano partecipato un po' tutti, a cominciare, adesso non voglio fare nomi, ma... Certo. Va bene, è bellissimo comunque questo ricordo. Bellissimo. No, infatti, peccato che non c'è... Essere in Cina, a vedere il Palio e vincere 3, vedermi arrivare in aeroporto e vedere... Che tutti ti aspettavano. Che tutti mi aspettavano. Diciamo, vabbè, incredibile. È stata veramente una sorpresa. Beh, bellissimo. Senti, vabbè, no, io volevo farti una domanda un po' sciocca. No, un po' sciocca. Beh, se è sciocca non rispondo. No, ma per finire un po' così. No, ma è una... In modo possibile. No, infatti. Allora, c'è questo momento che vogliamo chiamare momento quinta superiore, che si riferisce a... La quinta superiore. Della quinta superiore, ma non riguarda la tua quinta superiore, riguarda la quinta superiore di qualcun altro, e è riferita a un episodio alcolico, ok? Quindi la mia domanda è un ricordo che tu c'hai di un'ubriacatura, di una
finita male? Ma nei momenti in cui... No, non lo so, in generale, nella tua vita, divertente. In generale. Mamma mia. Devo raccontarti una brutta storia. Dai, sentiamo. È molto brutta, molto. Ma brutta? Brutta per me. Ah, ok, dai. Avevo ancora l'azienda. Ok, quindi E anni... giravo e facevamo la fiera di Milano e la fiera di Monaco Ok, degli articoli sportivi. ma negli anni cos'era? 70, 80? No, gli anni 78, abbiamo cominciato 78, 79, 80, adesso se ricordo bene l'anno dovrebbe essere stato l'81. Ok, 81. 80, 81, non mi ricordo bene esattamente quello. A un certo punto mi sono trovato dentro a una festa Ok, a Monaco, dove la famosa birreria dove Hitler sì, ha fatto il aveva discorso. iniziato, cose del genere. Ok. E abbiamo mangiato. Avevo anche dei Stinco. clienti. Abbiamo cenato. Ok, ma hai Una mangiato sera. lo stinco? Cosa hai mangiato? Dirti il vero, quello che si mangia. Wiener Schnitzel. Esatto. Ma dove, hai il piano sopra o al piano sotto? Eravamo al piano sotto. Ok, al piano sotto, ok. No, perché so al piano sopra c'è un altro livello. Oktoberfest, e poi c'era anche più o meno, c'era una fiera che si svolgeva anche l'Oktoberfest, più o meno. Ok, in concomitanza. Settimana prima, settimana dopo. Ok. E quindi avevo anche diversi clienti che servivo, canadesi e francesi, che hanno partecipato, quindi c'era le grandi firme, Nordica, Tecnica, poi c'ero io e c'erano anche loro. Quello che mi ricordo. Ok. Ho mangiato normalmente lo stinco, Mangi, ho bevuto la mia birra, Sì. tranquilla come normalmente facevo sempre quando andavo in Germania, ma a quel punto, a un certo punto, mi arriva qualcosa che non so. Da bere? No. Mi arriva qualcosa, non so. Non sai. Torno, perso l'equilibrio, perso la mente, perso la memoria, mi prendono e mi portano in albergo. Ok, quindi tu hai perso completamente i sensi. Quindi avevo no, è più me, quindi non sapevo cosa c'era. Io avevo fatto una cosa normalissima, però a quel punto poi mi sono trovato in albergo. Al mattino mi sono trovato in albergo. Vestito? Vestito? Nudo? In pigiama? Non mi ricordo. Mi ricordo solo che non mi sono ricordato di andare di essere andato in albergo. In albergo, ok. Mi sono trovato in albergo e a un certo punto cosa faccio? Macchina non l'avevo più, perché mi hanno portato in albergo. Cosa faccio? Ho bussato alla porta dove telefono non c'era. Esatto. Non c'era il telefono, quindi ho bussato alla porta della Tecnica e ho trovato il titolare, il signor Ambrosiano, e ho detto: ma scusa, no, mi è successo a me, non ho più la macchina, non ho più niente, non so, vado a casa. Mi porti tu a casa te? Ma il portafoglio lo avevi? Sì. No, non lo so. Sì, i documenti li avevo. Documenti ce li avevi? Okay. Non avevo la macchina, non avevo più la chiave, non sapevo dove era. Ok. A un certo punto ho detto: mi porti tu a casa. Ambrosiano, questo titolare della tecnica, non fa altro che fare una ricerca per chi c'era ieri sera. E ho detto: ma scusa, te che mi portare? Ieri imbriaco. Mi imbriaco, non mi ricordo. Oppure c'era qualcosa che qualcuno mi ha messo dentro. Ti hanno drogato? Mi hanno drogato. Io, a quel punto il signor Adriano mi porta a casa, che ero ancora abbastanza storno. Tu, ok. Io ero ancora... Non eri ancora al piano delle tue forze. Ecco, ero in macchina e mi porta a Palermo di Ponzano. A casa. Ma e la macchina l'hai recuperata? No, quel giorno no. Quindi tu hai lasciato la macchina a Monaco di Baviera? Io non so cosa hanno fatto con la macchina. Ma qualcuno te l'ha portata a casa? Però sono arrivato a casa, Ambrosiano, il titolare della Tecnica, parla con mia moglie perché si conoscevano, lei era, prima di sposarsi, era dipendente in tecnica, e gli ha detto: guarda, abbiamo trovato tuo marito ed è in condizioni impossibili. Ho detto: ma perché me l'avete? Perché ieri sera è stato male, sembra che abbia bevuto troppo. Finito. Snitch questo della tecnica, esatto. maledetto. Che mi riprendo dopo un giorno, mi riprendo a casa, in qualche modo mi riprendo. Vieni qua? E comincio a chiedere: Ambrosiano, dove c'è la mia macchina? Mi ha portato a casa. La mia macchina ce l'abbiamo portata a casa. Un mio dipendente
me l'ha portata qua, vieni qua a prendertela. E sono andato a prendermi la macchina A Montebelluna, a Montebelluna, a Nervesa. a Nervesa, ok. Vabbè, dai, bella storia. Non ho mai preso una droga, non ho mai bevuto troppo perché sapevo che vita facevo. No, infatti. Ed è questa una cosa che mi ricorderò per sempre. Ma senti, per chiudere invece una menzione a questa donna fantastica che è tua moglie, della Carla, vogliamo parlare? Beh, no, se non avessi avuto la Carla che, prima cosa, mi ha aiutato a entrare nel mondo della calzatura. No, Lei infatti, perché l'hai probabilmente- citata 100 Esatto. volte oggi. Poi diciamo che Carla mi è sempre stata a fianco, non mi ha mai detto questo no, questo sì, questo no. E per ultimo mi ha dato 2 figli di cui che attualmente sono molto orgoglioso, con 7 Certo. nipoti, e i nipoti posso dire che non sono solo cittadini italiani, sono cittadini del mondo. Ecco. Quindi una donna che ti ha dato una mano nel lavoro, Mi ha nella accompagnato, vita, mi ha sopportato in tutto, madre in tutte dei le tuoi figli. Esatto. Donna I 10 incredibile. anni più difficili, per esempio, io l'ho lasciata e questo mi rimprovero costantemente. Dagli anni 83 al 94, 96, 97 è stato un periodo molto difficile. Perché per tu eri per tanto noi, via per lavoro perché ero via per lavoro, dovevo sistemare tutte le cose che erano inerenti a quello che era la chiusura dell'azienda. dell'azienda Maribel, marchi, non marchi, clienti, non clienti, e nel contempo lavorare per mandare avanti la famiglia. Certo. Va bene, Corrado. Grazie mille di questa intervista. Niente, grazie a voi. È stato un piacere. Grazie a voi e spero che di non aver detto o affermato tante stupidate, insomma. Ma no, è stato un piacere invece. Comunque, no, una cosa volevo... Vai. Questa mi fa piacere. Dopo le difficoltà della mia azienda, io ho fatto 10 anni Ok. dove lavoravo e il mio pensiero era lavorare, prendere macchina, prendere aereo e girare il mondo. E non ero in Paderno di Ponzano, in Ponzano. È stato un periodo difficile sia per me che per Carla, in quanto è normale, ma non è molto comprensibile, ero additato come quello che ha fallito e ha fatto del male alle famiglie. Ok. E invece Carla mi ha sempre aiutato, Ti ha sempre difeso. mi ha sempre difeso, ha preso la sua posizione. E devo dire anche un'altra cosa, l'impegno che ho dato a Ente Paglio, a cominciare da coinvolgere i residenti, fare quel simbolo Madonna lupo e tutto quello che ne è conseguito di fare le squadre, vincere sempre, ma dopodiché, dopo quel momento, adesso posso dire che ho avuto momenti difficili non solo per il momento, ma per come ero additato, e Ente Paglio e la squadra e i soci mi hanno aiutato a vincere queste storie dentro Il comune. in comune, Sì. e mi hanno aiutato a diventare la persona che ero quando avevo l'azienda. Ok. Diciamo quindi ti hanno, tu avevi... Mi hanno preso in considerazione Mhm. di più, che sono diventato la persona che era Bettio, titolare della Maribel SPA. Mhm. E questo devo dare atto a Ente Paglio, no, prima al Borgo, alla squadra e a Ente Paglio, che mi sono ricostituito Sì. e rifatto quello che ero effettivamente negli anni 60, 70, 80. Beh, ma sicuramente è anche perché tu hai dato tanto a queste persone. Non comunque, spetta a me Corrado. dire che ho dato tanto. Beh, ma te lo dico io. Ho cercato di fare il mio meglio possibile, ma questo mi ha anche diciamo incentivato a partecipare e continuare, Ok, e a fare di più. perché per essere considerato una persona come ero Mhm. quando ero giovane o più giovane di adesso. Ok. E adesso, diciamo, la squadra che ho attualmente, lo posso dire, Sì. a cui sono orgoglioso di partecipare come presidente onorario, Sì. sono veramente orgoglioso e vivo tutti quei sentimenti che per tanti anni non ho avuto: la partecipazione, l'orgoglio, i giovani, la stima,
il valore, le considerazioni. Ecco, queste sono state cose che me le tengo dentro, Sì. sono contento di tenermene e ambizioso di aver fatto Quello che hai fatto. Borgo Ruga. Bene. Ecco. Grazie Corrado. Grazie a te, grazie Grazie. a voi. Vi auguro non solo di vincere sempre il Palio, ma non lasciatevi non coinvolgere dai ricordi e delle tradizioni, poche ma tenerle. E dato che siete giovani, io vi capisco le vostre difficoltà. È una città molto difficile rispetto a quello che ho vissuto io. Si viveva meglio, più tranquilli e si raggiungevano obiettivi facilmente. Adesso è difficile. Va bene, ma ogni generazione ha le sue sfide, dai. Esatto, e questa è per voi giovani un momento molto 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 difficile e vi capisco. Fate fatica a fare famiglia, fate fatica a fare casa, fate fatica al lavoro, trovare un lavoro sicuro e questa è, dobbiamo uscire da questo tunnel. In qualche modo bisognerà fare. Esatto, io vi auguro di vivere i prossimi anni e arrivare alla mia età e avere tante Con le tue soddisfazioni. con tante soddisfazioni che ho avuto io. Ok. Grazie Bruno. Grazie a te, grazie a te Lupi. Corrado.